Era un futuro prossimo, è diventato un presente attualissimo. C'era una volta il governatore veneto Luca Zaia che annunciava che presto avremmo cominciato la fase di convivenza col Covid. Ecco, quel presto è arrivato. Oggi in Veneto la vita è ricominciata senza lockdown, le attività hanno riaperto, l'economia ha ripreso a correre. Il virus c'è ma non ci ferma più, però guai a abbassare la guardia. Non si abbassi la guardia. Penso che dobbiamo guardare in faccia la realtà, penso che dobbiamo dire che siamo in una fase di assoluta convivenza con il virus e di assoluta tranquillità nella gestione in questa fase. Perché noi abbiamo 234 persone in ospedale che sono assolutamente un contingente di pazienti che riusciamo a gestire. Nelle scuole la situazione è sotto controllo, con un leggero aumento di casi positivi rispetto all'ultima settimana. Se vediamo questa settimana, abbiamo 4.848 studenti in quarantena e 5.496, quindi 5.500 in monitoraggio. Zaia lancia poi un avviso a tutti coloro che hanno già avuto il Covid. Consigli per non farsi male: non è che se hai avuto il Covid non sei più infettabile, perché noi abbiamo anche casi di reinfezione, a prescindere dal vaccino, di persone che si sono reinfettate e sono finite in ospedale dopo aver fatto il primo Covid nel primo giro. Quindi la preoccupazione mia è: sono vaccinato, non ho problemi, ho avuto il Covid, non ho problemi. Sono due robe da stare attenti nei comportamenti. Intanto si viaggia verso le 7.200.000 dosi inoculate, più di 5.000 nelle ultime 24 ore, le terze dosi effettuate soprattutto agli anziani e nelle case di riposo. La vaccinazione resta una barriera importante contro il Covid che statisticamente sta funzionando. Il vaccinato ha statisticamente una riduzione della possibilità di infettarsi di 6,6 volte. Cioè vuol dire che se metto uno non vaccinato e uno vaccinato a fianco e hanno contatto con il virus, il vaccinato ha 6,6 volte in meno la possibilità di infettarsi. L'ospedalizzazione tra un vaccinato e un non vaccinato aumenta di 8,2 volte nel non vaccinato. Ciò vuol dire allora che il non vaccinato ha 6,6 volte in più la possibilità di infettarsi, il non vaccinato, e 8,2 volte in più la possibilità di essere ospedalizzato. Il vaccinato, c'è un altro dato importante che ormai la letteratura scientifica riporta: comunque se si infetta, nella stragrande maggioranza dei casi è asintomatico, cioè non sviluppa malattia, e qualora sviluppa sintomi, sono sintomi, diciamo, di gran lunga inferiori a evidenze cliniche che abbiamo nel vaccinato, nel non vaccinato.